Io inizierei, esatto, contestualizzando l'iniziativa regionale su cui appunto sono state immesse molte risorse, sia economiche, ma di sforzo progettuale, per la valorizzazione degli open data e un loro accrescimento in termini di sensibilità e implementazione nei processi informativi a livello locale. Prendo come riferimento quello che è sostanzialmente il materiale che la Regione ha diffuso ai comuni per poter appunto intraprendere questa progettualità. La scorrerò brevissimamente per andare a individuare le parti che sono di nostro interesse oggi. Sostanzialmente la finalità degli Innovation Lab sono sostanzialmente la creazione di poli, come detto qua, di intermediazione permanente, quindi costante tra le istanze, proposte, iniziative di cittadini, imprese e l'amministrazione regionale. A livello comunale, infatti, si individuano degli spazi fisici e progettuali che mettono in relazione le progettualità della regione con i cittadini, imprese e anche il mondo della ricerca. I luoghi di incontro istituzionale e partecipazione attiva dove individuare le migliori pratiche, potenzialità del territorio e produrre nuove applicazioni e servizi in modalità di coprogettazione. Di fatto molte delle attività inerenti che vengono svolte in questi Innovation Lab sono molto simili a quelle che stiamo conducendo oggi in termini di ideazione, formulazione di un'idea progettuale da cui appunto ottenere un qualche tipo di servizio. Poi vi è la necessità di diffondere la cultura digitale nella Regione Veneto e quindi creare le cosiddette palestre digitali, spazi fisici aperti alla cittadinanza, per lo più per poter condividere e formare, diciamo, tutte le fasce possibilmente di cittadinanza sui temi funzionali, anche, perché no, ai servizi rilasciati dalla Regione in formato digitale. Naturalmente gli open data è un contesto centrale nel lavoro che stiamo svolgendo. In realtà l'ecosistema che si viene a produrre è sostanzialmente questo. Al centro c'è la regione, a cui si connettono appunto i vari Innovation Lab, a cui fanno riferimento poi le diverse palestre digitali che sono distribuite sul territorio locale. Quindi i livelli sono questo: regione, Innovation Lab, identificato come un polo collocabile a livello comunale o in reti di comuni, a cui afferiscono poi una rete di palestre digitali, più diffusamente, capillarmente distribuite sul territorio. Menzioniamo il fatto che la Regione, grazie appunto a questi finanziamenti, stanzia molti soldi che vengono distribuiti ai comuni. I referenti, i target individuati per questa azione sono ovviamente le PMI, le start-up, le associazioni, centri di ricerca, hacker civici, comunità di developer, e questo nella gestione dell'attività. Quindi in realtà c'è un destinatario che è la cittadinanza, ma ci sono tanti intermediari che ugualmente vengono coinvolti per produrre un impatto benefico grazie a questi fondi, anche a chi sarà addetto all'animazione o alla costruzione di percorsi progettuali e realizzativi. Andiamo avanti, vi volevo far vedere i 3 pilastri sostanzialmente dell'Innovation Lab, che sono innovazione dell'agenda digitale, sostanzialmente il grosso dell'animazione che i comuni dovranno appunto proporre per poter coinvolgere la cittadinanza attiva, lo sviluppo e promozione open data, e adesso mi soffermerò di più su questa sezione, e poi la coprogettazione di servizi in ottica di social innovation, esattamente mi riferisco a quelle azioni simili a quelle che stiamo conducendo adesso, in questa giornata. Per riuscire a entrare nel merito di quanto stiamo per fare, ecco, uno dei pilastri dell'Innovation Lab è proprio questo, ovvero sia, per diffondere la cultura e l'utilizzo degli open data, il percorso che viene proposto è quello di una pubblicazione, un reperimento di dati aperti e facilmente accessibili, per poi sviluppare delle applicazioni basate su di esse. I comuni quindi sono tenuti a individuare o a produrre nuovi dataset in formato open, rilasciandoli attraverso la piattaforma Open Data della Regione, e attraverso di quelli costruire delle
app o delle web app che siano funzionali a delle esigenze specifiche del territorio o dell'amministrazione locale che sta intraprendendo questa azione. Ed è esattamente, se volete, quello che stiamo cercando di fare qua, in un altro ambito molto più specificamente individuato come quello del mercato del lavoro, ma la logica è quella. Come vedete, vi sono degli obblighi contrattuali che le singole amministrazioni locali hanno preso con la regione, come ad esempio pubblicare una serie di dataset nei formati stabiliti e nelle modalità stabilite e poi anche in termini di numero di app o web app da realizzare basate su questi open data, nonché una serie di strumenti di comunicazione tecnici che vadano a valorizzare questa informazione. Io vi ho contestualizzato questa esperienza che si sta conducendo a livello regionale e volevo però più possibile calarmi su alcuni esempi di iniziative imprenditoriali che poi sono sfociate nella realizzazione di un'app o di una web app che seguono esattamente questa logica e che noi auspichiamo che attraverso l'Innovation Lab possano venire fuori. Queste sono una serie di slide preparate appunto insieme a un altro progetto Interreg che è proprio specificamente promosso dalla Regione Veneto per l'implementazione di sistemi informatici basati su open data. Vi volevo far vedere alcuni esempi a livello nazionale e internazionale, scorrendoli brevissimamente, di cosa intendiamo noi per app che generano valore sociale, economico, e quindi necessariamente hanno un impatto locale sfruttando gli open data, locale e nazionale, sfruttando gli open data. Quello della mobilità è un tema ricorrente. Io dovrò fare degli esempi che evincono necessariamente dal mercato del lavoro, perché comunque volevo darvi un esempio di quella che è l'applicazione pratica di questa pratica all'interno di altri contesti, per poi calarlo nel nostro. Ecco, per esempio, questo OpenMove è una di quelle classiche app sviluppate per offrire un servizio nell'ambito di mobilità. È un servizio di ticketing per il trasporto e la mobilità urbana, permette di conoscere orari e fermate di autobus e treni, di poter acquistare direttamente da mobile il biglietto di viaggio. Che utilizzo fa degli open data? Ovviamente c'è la componente georeferenziale su fermate, tragitti e trasporti pubblici ricavati da fonti governative e regionali sui trasporti. Allora, il vantaggio sta in quella che, e qua mi preme sostanzialmente introdurvi dei concetti di servizio. Questa è una parola che viene spesso applicata quando si parla di app o web app, di servizio informatico, applicato al mondo della mobilità, che vorrei poi calare il più possibile, vorrei che noi riuscissimo a calare il più possibile nel nostro ambito in cui stiamo operando oggi. Quella che è la definizione che emerge in ambito di mobilità, ovvero sia la mobilità as a service, si basa su un concetto di tecnologia nel quale si mettono in contatto due mondi, quello della cittadinanza che usufruisce del dato e ne ricava un certo tipo di utilizzi e di vantaggi, e quello tecnologico, che va in qualche modo a essere ben esemplificata da questo schema, ovvero una parte di soggetti abilitatori, che sono appunto i sistemi di pagamento, piuttosto che la disponibilità degli open data, piuttosto che la connessione di diversi sistemi informatici o diverse banche dati, come potrebbe essere nel nostro caso, e poi la costruzione di un vero e proprio prodotto, cioè la scatola. Queste fasi, queste componenti le vedete nella parte bassa, quella di coloro, dei provider, dei fornitori di tecnologia che dovranno mettere a disposizione i dati. Nella parte alta c'è tutta la parte, diciamo così, di vantaggio o di utilizzo che non può fare la cittadinanza.
e quindi appunto consente una connessione rapida con informazioni per finalità di mobilità, consente appunto un controllo totale sugli eventuali pricing dei servizi offerti dai servizi pubblici, una mobilità ottimizzata sulla base delle esperienze personali del singolo utilizzatore e un'integrazione sempre costante con tutti i servizi offerti a livello locale. Quindi sì, OpenMove di fatto è un'app, è semplicemente visitabile il loro sito e viene spiegato molto bene qual è l'utilizzo dell'app, che fondamentalmente funziona da integratore delle banche dati di tutti gli enti di fornitura di trasporto pubblico, con tutta la parte di componente di acquisizione dati, restituzione dati georeferenziati e open, e tutta la parte di gestione dei pagamenti dei ticket, facilitando sia il fornitore del servizio che lo stesso utilizzatore. Ma poi ci sono altre esperienze in altri contesti, come quello turistico, ad esempio. Viaggiarte è un'applicazione, ce ne sono tante in quest'ambito, però vi cito soltanto questo, che è un'applicazione in iOS e in Android, che consente di scoprire beni, eventi culturali, itinerari e servizi d'eccellenza attraverso appunto uno strumento di georeferenziazione. Chiaramente qua c'è tutta la parte di open data inerente alla georeferenziazione dei beni, così come le banche dati estraibili, ad esempio da MIBACT, dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, che mette a disposizione tutta una parte non solo di banche dati, del metadatazione, acquisibile automaticamente attraverso dei sistemi di API. Ci sono delle aziende che non sviluppano necessariamente delle app vere e proprie, ma questo è soltanto per dirvi tutta la possibilità di applicazione del mondo open data, nelle quali appunto questa azienda vive ricavando informazioni open data per poi andare a efficientare il proprio servizio di efficientamento energetico e ambientale presso le aziende. Ci sono aziende che operano nel mondo agricolo e utilizzano gli open data ricavate appunto dalle più disparate fonti, ad esempio i dati sui fitofarmaci pubblicati dal Ministero della Salute, piuttosto che i dati ricavati dalle banche dati sui terreni agricoli, estratti appunto dalle fotografie aeree satellitari, per poi mettere a disposizione delle app per i coltivatori o gli allevatori, ma consentire loro, ad esempio, una certificazione del loro prodotto sulla base di alcuni dati certificati estratti dalle banche dati a cui si appoggia la tecnologia. Ci sono tanti esempi che si possono in qualche modo, da cui si può ricavare spunto per creare un servizio. Mi va di farvi vedere in chiusura un esempio almeno appunto di caso internazionale. Starbucks, come saprete tutti, è una catena internazionale che offre appunto prodotti di caffetteria sostanzialmente. Nessuno lo immagina, ma Starbucks ha investito molto sugli open data per riuscire a creare una roadmap di efficientamento nell'individuazione delle location in cui aprire delle nuove caffetterie. E questo lo fa integrando tutti gli open data locali inerenti a fermate metropolitane, quanto più vicino deve essere aperto una caffetteria rispetto a determinati servizi, come può essere appunto una zona comunale in cui vi è un grande affollamento di servizi culturali, piuttosto che grosse vie di passaggio di gente. Questo lo fa sostanzialmente sfruttando una serie di open data. E ovviamente anche qua viene citato appunto Starbucks riesce ad esempio a stabilire quali siano le aree caratterizzate da un più alto consumo di alcol. Lo fa attraverso questo screening di numerose fonti dati. E ovviamente una delle
delle tante informazioni open è quella climatica, legato alle previsioni meteorologiche, per riuscire anche a aggiustare la propria offerta di prodotti sulla base dell'esposizione al sole, quindi alla temperatura media presenti nei territori in cui dovessero appunto aprire nuove caffetterie. Questi sono soltanto alcuni esempi, vi potrei citare ad esempio il caso di John Deere, che insieme ai propri veicoli agricoli offre sostanzialmente delle app che sfruttino tutte le informazioni relative a condizioni meteorologiche, qualità del suolo, livello di umidità e di nutrienti, posizionamenti dei semi, eccetera, creando un ecosistema informatico che vada a installarsi all'interno del veicolo agricolo, in modo da offrire non solo un prodotto quale il veicolo, ma anche tutta una parte di accesso a banche dati, di servizi anche questi pagati, di efficientamento appunto del proprio lavoro in termini di coltivazione di determinati prodotti. Esco dalla presentazione, ovviamente devo contenermi nei tempi, però sostanzialmente la logica è questa. Cioè, noi, come diceva Lorenzo, dobbiamo individuare delle linee progettuali, individuando quella che noi riteniamo essere quella principale, per poi confezionare un'idea di prodotto, un business concept. Io sono qua a disposizione per guidarvi un pochino sul confezionamento di quella scheda che abbiamo intravisto di progettazione di app o web app. Magari lascio a Lorenzo la parola per ritornare all'identificazione di quelle linee guida che poi ci consentiranno di creare questa idea di prodotto.